sto facendo molta fatica, però pian piano i risultati si vedranno. Mi hai anticipato un po' perché volevo chiederti quali sono le differenze di lavoro tra Pea e Colomba. Appunto, come ho già detto, era molto più sugli spazi brevi, su paritelle intense, su 20-30 metri, 40 metri. Invece con Mister Colomba insomma, abbiamo più partite a tutto campo, tre quarti campo, molto più amplie. Insomma, sono un po' più, cioè appunto quando lavori per tanto tempo in un modo, poi dopo inizi a lavorare in tutt'altro modo, le gambe si risentono, insomma. Senti, questo Padova giocherà con i tre a centrocampo. Tu dove ti vedi nel nuovo Padova di Mister Colomba? Io mi vedo dove mi mette il mister, insomma, dove mi fa giocare lui. Cioè io potrei, cioè, il mio ruolo in generale è praticamente esterno dei tre davanti, se dovesse giocare in questo modo, se no anche se dovesse giocare con trequartista a seconda punta o anche trequartista, insomma non lo so, vediamo, io insomma, mi metto a disposizione di eventuali ruoli, insomma di tutti i ruoli che potrei fare, insomma. Ecco appunto, se dovesse dirti giochiamo col trequartista, da domani fai il trequartista, ci sono problemi per te, insomma, anche se preferisci forse giocare come esterno d'attacco. No, per me non c'è nessun problema, anche perché mi metto in gioco sempre, qualsiasi sia il ruolo che, che- che è deciso per me, insomma, che un mister decide per me, ma va bene, insomma, basta giocare, fine, giustamente, no? Ovviamente anche, basta dell'esempio quando giocavo da esterno di centrocampo, dei quattro a centrocampo, che non era assolutamente il mio ruolo, però l'ho fatto per un anno e insomma è andata bene lo stesso. Quando hai giocato, se lo puoi ricordare? Come... Sì, ero io e Stabia, l'anno scorso ho giocato da esterno a sinistra di centrocampo, anche se era diciamo più sulla corsa come ruolo, non magari quando giochi attaccante, come tipo seconda punta, magari prendi palla lì e allora vai lì punti, e più possibilità di fare gol, lì invece dovevo fare molta fase difensiva e anche un po' di, se quando riuscivo, l'offensiva, insomma. E si parla di mercato. E, spesso viene fuori il tuo nome come uno dei possibili partenti. Tu cosa ne pensi? Io non penso, io mi alleno e poi dopo se mi dicono guarda sei importante, comunque devi darci una mano qua, io sono più contento di rimanere qua perché lo sanno tutti, sono a casa mia e ci tengo parecchio a questa maglia, a Padova, insomma. Dopo se ovviamente per la mia carriera ci dovranno essere altre strade e io per forza dovrò cambiare, però si vedrà dai, insomma. I tifosi non sarebbero molto contenti. Lo so, però d'altronde un giocatore non decide mai da solo, cioè non è che uno decide, cioè è difficile se ti mettono in condizione invece di dover fare delle decisioni, allora lì bisogna vedere un po' di cose, è normale, un po' tutti i giocatori è così. Senti, 4 gol in 11 presenze se non vado errato, quindi una media realizzativa molto alta. Dovessi rimanere a Padova, ti chiedo quanti gol vorresti segnare, eh? Una domanda un po'... No, più possibile, io vorrei farne 2000, dico, no, però quando capita dovrò essere pronto e fare il più possibile. Perfetto, grazie. Detto, se mi fanno sentire importante sono contento. Non abbiamo capito, te l'hanno già detto o non te l'hanno ancora detto questa cosa? Non ho parlato con nessuno, cioè, nel senso non è che mi hanno detto, magari non è che qualcuno mi ha detto per forza rimani o per forza vai via. Non mi hanno detto nulla, quindi vediamo come va. E c'è un attaccante in più rispetto al girone d'andata, perché è andato via Granocci, ce ne sono due. Sì, e vabbè, come sono partito da zero con Mister Pea, partirò da zero anche stavolta qui, come è giusto che sia. Poi dopo se mi merito di giocare, spero di giocare. E torna il tuo amico Babacar. Sì, sono contentissimo io, perché beh, lei si sa che è un mio amicone, quindi mi fa piacere giocare con lui. Ma in campo vi trovate, abbiamo visto anche ieri, avete giocato insieme, partitella. Sì, no, ieri era, insomma, dopo 3-4 giorni di lavoro, ieri eravamo abbastanza dei robottini, però insieme sì, io e lui ci capiamo abbastanza. Invece si è parlato, si parla e si parlerà ovviamente ancora molto di quella che è la situazione legata a Farias, perché insomma sappiamo tutti quello che è successo. Cioè, volevo chiederti adesso come vedi la sua situazione? Lo vediamo entrare e uscire da solo? Lo vediamo essere sempre in disparte durante gli allenamenti? Tu come lo vedi? Allora io se posso fare un pensiero,
io nella sua condizione avrei detto forse quello che ha detto lui. Io non so, ti dico, non so bene quello che è successo perché sai come non seguo molto, non leggo niente. Però insomma, da quel che ho capito io, lui, cioè Chievo che lo vuole indietro in Serie A ed è la sua squadra di appartenenza da sempre, insomma, è sempre stato lì. Insomma, è come se dirmi che il Padova è in Serie A, io vado in prestito in B e poi mi richiama. Ragazzi, io ci tornerei, ma a parte che il mio è un discorso a parte perché appunto sono di Padova, però comunque la realtà è quella, insomma, uno per la sua carriera fa quel che è giusto fare, poi dopo se si trova bene con la Padova sicuramente si è trovato bene perché ha fatto un sacco di gol, è il più importante ed è il più determinante, quindi ovviamente dispiacerebbe a tutti noi, a tutta Padova sicuramente, però se dovesse tornare appunto a Chievo, secondo me sarebbe anche giusto.